Sabato 18 maggio si è svolta la Notte Europea dei Musei, l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, che ha l'obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale nazionale ed europea. Il Ministero della Cultura ha partecipato alla manifestazione con l'apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali. Anche la città di Sora ha aderito all'iniziativa, riaprendo le porte al pubblico dopo diversi anni del Museo della Media Valle del Liri, restituendo così a cittadini e visitatori la possibilità di fruire di un patrimonio culturale di grandissimo valore. Particolarmente emozionata e soddisfatta per l'obiettivo raggiunto la consigliera delegata Manuela Cerqua, la quale ha annunciato l'importante novità. Il museo resterà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20. Previste anche aperture straordinarie in occasione di festività e ricorrenze. In occasione della 20ª edizione della Notte Europea dei Musei, il Museo di Sora riapre finalmente le porte. Quindi è un'occasione importante perché il Museo della Media Valle del Liri, un museo civico, archeologico, aderisce quest'anno, come ben 11 anni fa, a questo importante evento organizzato dalla Francia, patrocinato dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e con l'adesione di tanti paesi, tra cui appunto la nostra Italia, il nostro Ministero della Cultura. Ma il Museo Civico di Sora oggi è voluto essere presente per questa occasione, proprio per riaprire finalmente le porte dopo tanti anni. È un evento, un momento di inaugurazione, rinaugurazione importante. Saremo aperti fino alle 24 questa notte, ma la notizia più importante è che è soltanto un inizio, perché dal lunedì prossimo il museo osserverà un orario di apertura settimanale, quindi sarà aperto tutte le mattine, sarà aperto il sabato anche di pomeriggio e nella seconda domenica del mese in occasione del mercatino dell'antiquariato. A poco più di un mese dal conferimento delle deleghe ai beni e servizi culturali, quindi museo, biblioteca ed archivio storico, oggi mettiamo a segno uno dei primi obiettivi, che era appunto quello della riapertura di un museo chiuso da troppi anni. È solo un punto di partenza, ovviamente c'è tanto da fare, gli uffici sono al lavoro già da settimane, tanto lavoro bisogna ancora fare perché bisognerà nominare un direttore tramite un concorso pubblico, bisognerà continuare a garantire l'apertura, ricominciare con tutte quelle attività che rendevano il museo, che renderanno, ora possiamo dire che renderanno il museo vivo e quindi diciamo sicuramente siamo soddisfatti di questo primo appuntamento, però ecco l'invito che da delegata ai beni e servizi culturali voglio rivolgere a tutti quanti questa sera è quello di seguirci, di iniziare a frequentare questi luoghi, perché io credo che i beni e servizi culturali debbano essere un servizio pubblico essenziale, garantendo quel diritto alla cultura che è proprio dei cittadini e che io cercherò di perseguire in questi prossimi anni di mandato. Il nostro più grande grazie, oltre alla delegata Manuela Cerqua, che ha voluto fortemente questa serata importantissima per la città di Sora. Noi ringraziamo tutti gli istituti comprensivi che si sono messi a nostra completa disposizione, l'Istituto Cesare Baronio e l'Istituto Simoncelli, per aver accolto la nostra richiesta di supporto per questo grande evento. Ovviamente i ragazzi, le dirigenti e gli insegnanti sempre pronti a sostenerci, a sopportarci e supportarci. Quindi grazie mille a tutti i ragazzi della città di Sora e un in bocca al lupo per questo nuovo inizio. Un grande evento con circa 500 visitatori che fino a tarda notte hanno avuto la possibilità di scoprire la bellezza dei tesori culturali del territorio in un'atmosfera insolita ed affascinante.
Presenti, oltre a numerosi amministratori, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, nelle persone del soprintendente Alessandro Betori e del funzionario Carlo Molle, e il presidente del Centro Studi Sorani Patriarca Luigi Gulia, il quale ha ricordato l'istituzione del museo avvenuta nel 1979. Personalmente sono molto felice che si riapra finalmente il museo e sia a disposizione di tutti i cittadini. Noi abbiamo fatto del tutto per fondarlo, per istituirlo nel 1979, ne sono passati 45 anni, è bene che adesso abbia la sua vitalità, oltre che la sua vita interna. Il museo naturalmente non è un luogo di rifugio delle cose belle, è un luogo di laboratorio dal quale poi si parte per conoscere meglio il territorio. E in fondo la nostra città, come tutto questo territorio, può considerarsi un museo a cielo aperto, e questo è il raccordo di questo territorio, dove si studia la storia di questo territorio, dove si fa conoscere alle giovani generazioni, e quindi è un luogo importante per tutti, e che si riapra è una bella cosa. Auguri.